Scatman's World. Bene raga, ciao a tutto il comandone veneziano, riprendiamo. Vai. Ok. Adesso mi romperanno le balle anche gli egiziani, me lo sento. È chiaro. Proviamo. Di solito io sono l'esperto delle meraviglie, ma in questa partita, come si dice, col fatto che ho fatto una guerra subito, anche un po' per divertire, perché sennò vedere solo meraviglie è un po' noioso, come si sono un po' più indietro. Allora vediamo un attimo. Per me la cultura è fondamentale. Speriamo che non rompano le balle, l'Egitto deve stare tranquilla. Infatti io ho perso la grande muraglia, di solito le ho sempre quasi tutte a parte 2-3. Va bene dai. Però è più divertente vedere un po' di guerra, un po' di roba, perché di solito io dico sempre di brutto. John Henry. Ok. Allora. Sparta. Però tempio, ok. Allora. Acustica, questo è importante. Sapete che di solito faccio sempre in 2 turni il Cremlino e la Cappella Sistina, però stavolta non penso di farcela. Che palle, fanculo anche le guerre. Adesso con Atene faccio un po' di esercito, perché popoli più colti, vaffanculo Cina. Eccoli qua. Viva, sì, vabbè. Cioè ragazzi, non riesco a sostenere 2 guerre, però. Che 2 coglioni. Certo che hanno rotto veramente il cazzo, cioè... Mamma mia, che 2 palle. Cioè ragazzi, io continuo i video finché posso, ma sinceramente non mi diverto tanto a fare solo guerre. Ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo. Ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo. Dai. Venite a rompermi i coglioni, dai. Dai. Venite, zoccole di merda, dai. Mi sto aspettando, dai. No, le catapulte di merda. Porca troia. Ma com'al, però. Promozione unità. Godo. Bisogna eliminare quelle cazzo di catapulte. E compriamone anche un altro. Facciamo, eccolo qua.
Che palle però, mamma mia che due coglioni. Ecco. Maledetto Ramsete. Mi sono inculato purtroppo un bel po' di... Un bel po' di meraviglie per colpa di ste cazzo. No, Dio santo! Ma no! Ah, che pippa! Guarda come scappano! Guarda come scappano! Codardi! Siete dei codardi di merda! Vai, bravo! 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 Bravi! Merda! Sì! Ok. Ci avete rotto il cazzo, ci avete rotto il cazzo. E godo, libidine, libidine. E qua, che non ho più escape, però chi se ne frega. Se vogliono la guerra, che guerra sia. Ma guarda, servono rompere i coglioni così tanto. Ma che ci frega, ma che ci importa? Ai ai ai, si rischia. Eccoli là. È dura ragazzi. Cioè, sinceramente mi diverto poco a fare guerre così. Oh Dio mio. È nato un grande personaggio. Un grande generale. E crepa. Ma dai, ma... va, va, Si rischia, raga, si rischia. Eccolo qua, il solito problema. E purtroppo è un discorso... Non è un discorso di mouse, ragazzi, è un discorso che ogni tanto il gioco festivaneggi quando... vedi, quando... Boh, non capisco, sinceramente, non riesco a comprendere sto casino. Unità uccisa e vai. Mamma mia che balle, devo fare qualcosa per sto problema qua perché è fastidiosissimo. E crepa. Che dura. Dai, non rompete il cazzo, mamma mia. Che palle però.
Ah, Dio mio. Promozione. Qua godo. Allora, un attimo, qua famo adesso. Adesso c'è bisogno qua. Avendo fatto poche guerre, non so tanto il generale cosa mi dà di bonus. Dai che ci siamo. Devi morire. Grande scienziato. Ok. E la prima città dell'Egitto se ne va, se ne va. Ah, tecnologia gratuita, bisogna proprio di questa. Andiamo a fare polvere da sparo, perché ho capito che qua hago in cura. Merda. Tenete duro ciao. Ottimo, questa è una bella notizia. E crepate. Ok. Questa cos'ha? No, non voglio avere tutte ste città. Adesso è bene un po' eliminare. Però quella là con la muraglia, ma vediamo adesso. Cerchiamo di capire. Siamo là ormai, Sì, questo non me ne frega un cazzo, anche se aveva il cotone, io non ce l'ho il cotone. No, ce l'ho, quindi non me ne fotte un cazzo. Ok. Merda. La città di Atene adora il re, che bello. Allora. Adesso prepariamoci bene. Ok. Ai 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 ragazzi, che fatica, oh. Trene. No, là. Ecco, queste sono cose che non sopporto, cioè. Mi devo beccare le bombe perché... vai. Fanculissimo. E altro cappellone comendiano. Sto dominando. No, basta, basta, ufficiale. Non faccio più video di Civilization se si continua così, E lo dico perché mi sono rotto veramente i coglioni. Cioè, basta, porca puttana. Cioè, basta, cazzo, basta. Per favore, basta. Ok. Ne ho bisogno però di altre città, cioè di altre, come si dice, unità. Riesco a comprarne uno almeno. Dai, un legione.
Ah, Dio mio. Allora. Il nemico è vicino. Oh, no, più... No, vabbè, ma... Cioè, ragazzi, ma cosa devo fare? Dai, non è ammissibile che due... Che due... إنه أنت. Cioè, mi rompo i coglioni, sinceramente. 是你呀！走开！ Sì, ma che do coglioni, però. Cioè, non è possibile, non... È troppo una rottura di coglioni, cioè... Dimmi che divertimento c'è a giocare con la consapevolezza che è una guerra contro due fazioni, cioè, vai. Sì, la prendo in quel posto a mio parere, perché non ce la posso fare. Ah beh raga, se perdo Sparta ce l'ho in quel posto, guarda che roba, dai, va andate a cagare, va. Oh Dio mio. Qua sono anche ridotto alla fame. Male ragazzi, male. E qua si perde Sparta. Credo che i cinesi dovevano rompermi i coglioni, cioè era... Non potevano farsi i cazzi loro, no? Dovevano venire a spaccare il cazzo a me. Sì, ormai è andata. Ah, Dio mio. Ah, Dio mio. Allora. E ora sti qua. Ciao. Ciao fioi. Ecco qua. Ecco quando faccio queste cagate mi gira il cazzo però in una maniera impressionante. Sacrifichiamo, vai. Perdo un'altra unità però. Non posso neanche dire perché ho bisogno... E vai. Promozione unità, l'unica bella notizia.
Guarda quante roba ho, ma... Statimo pensando, ragazzi, scusate se parlo poco, ma... Devo un attimo capire cosa fare. Si va dal suolo, non ho tempo adesso di pensare ad altre cose, sinceramente. Che stress. No, Fiori, no, basta. Cioè, hai rotto troppi i coglioni. Cioè, hai rotto troppo i coglioni. Cioè, io non lo so. Non mi succede mai quando registro. Cioè, quando non registro. Quando registro, ragazzi, non mi succede mai. Se si vede che forse con Fraps, boh, non capisco. Do not comprend. Na 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 na. Il nemico è vicino. Ok. Vai ragazzi. Bravi. Allora. Non cominciare. Produzione, Atene. Vai. Quanto tempo sto perdendo per questa guerra? C'è proprio una roba... come si dice... noiosissima fare le guerre, cioè veramente, io non so se a voi piace, ma a me fa proprio cagare, sinceramente. Non ha nessun senso logico fare la guerra. Cioè perdi solo tempo, non sviluppi le città, solo gente ignorante. E vai. E vai. E vai. Non sto ottenendo per miracolo, ragazzi. E non so neanche io come, sinceramente. Questo qua se ne sta andando però, Oh là, boh. Almeno con l'Egitto ha fatto pace. Bene. E crepate, cinesi maledetti. Il nemico è sempre vicino. E va giù. Ancora no, madonna. Andate. Sì, Sì. Cura. Prima cosa che faccio. Ok. Ok. E adesso chiaramente l'Egitto può aspettare. No, cazzo, così gli ho dato la cosa. Sono un deficiente, ma no, sono un cretino di merda. Che stupido, che stupido. إنه أنت. Ah, sono un deficiente. Sono veramente una testa di cazzo. Però a sto punto è meglio che stessi sulla Cina, pazienza dell'Egitto. Se non ce la faccio contro due. Ma guarda sti qua.
che incazzati che sono, mamma mia, sti cinesi di merda. Non ho neanche le mura. Ai ai ai. Guarda che roba. Stallo. Vittoria decisiva. Bravi. Vittoria parziale. Dai raga, tenete duro. Meno male che doveva essere una vittoria parziale. Ragazzi, io mi sto smaronando i coglioni sinceramente. Io volevo farvi vedere una vittoria culturale, sinceramente. Vabbè. Ragazzi, facciamo così, adesso io mi fermo un po' perché faccio proprio fatica a gestire il tutto. Così anche perché mettendo maratona, praticamente io ho altri 5.000 video. Quindi a questo punto io ho fatto vedere un po' il gioco, le dinamiche con la guerra e tutto. Però volevo fare un'altra... Volevo fare... come si dice magari, se volete una campagna completa, o la faccio in multiplayer con Ghost, visto che ho comprato il gioco, ne faccio una però no a maratona, perché sennò veramente è insostenibile per me col fatto dei miei impegni, non riesco proprio a fare tanti video e già col giro del mondo che devo finire, non ce la faccio proprio ragazzi. Diciamo che questo è un assaggio come indiano, visto che il gioco vi piace, quindi assolutamente, come si dice, vado a fare una campagna... magari più veloce, così faccio vedere tutto e magari a livello di come si vince a livello culturale, perché a me proprio la guerra non mi piace, mi annoia troppo ragazzi. Un saluto dal Comendone, ciao!